Amém? Glória a Dio, vi invito ad alzare in piedi in questo momento per adorare il Signore in questo culto, in questo giorno. Dio è già qui presente in questo luogo, Dio ha segnato questa data. Io so che Dio vuole fare tante cose belle nella nostra vita oggi, e una di quelle cose è fare sentire la sua presenza. Quindi io volevo che tu chiudessi i tuoi occhi in questo momento e cominciamo a pregare al Signore perché tutte le nostre distrazioni siano mandate via. Padre, nel nome di Gesù, Signore, che questo culto, Signore, ognuno di noi possa cominciare a ringraziare perché è qui, Signore. Che dall'inizio di questo culto, Signore, il nostro cuore possa avere questo sentimento di gratitudine verso di Te, Signore. Che dall'inizio di questo culto, Signore, i nostri cuori, la nostra mente siano attenti a ciò che il Signore farà qui. Padre, in nome di Gesù, Signore, noi siamo riuniti qui in un solo scopo, Signore, che vogliamo adorarti in una sola voce, Signore. Vogliamo ascoltare la Tua voce, Signore. Vogliamo sentire la Tua presenza. Lo so che il Signore ha tante cose belle per fare in questa sera, in questo luogo. E una di queste cose è cominciare a farci sentire la Tua presenza. È cominciare a far sentirsi il nostro cuore pieno di Te. È farci cominciare a capire, Signore, che Tu sei con noi, al di là di una settimana che abbiamo passato a volte difficili, ma Tu sei con noi, Padre. Signore, che il Signore cominci a parlare nei nostri cuori questa sera, che il Signore cominci a direzionare la nostra mente, Signore, che ogni distrazione, Signore, cada per terra, Padre. Pai, metti i Tuoi angeli in questo luogo, Signore, a lavorare, Signore. Signore, metti i Tuoi angeli, Signore, a risvegliarti, Signore. Ah, Padre, risveglia coloro che dormono questa sera. Pai, protegge, Signore. Metti i Tuoi angeli sul parcheggio, Signore, sull'incrocio, Signore, sulle macchine delle persone che stanno venendo fin qua, Padre. Pai, i Tuoi angeli nelle case, Signore, dove questa live arriva questa sera, Padre. Padre, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, così come noi abbiamo sentito tante testimonianze questa settimana, Padre, che oggi sia un giorno, Signore, che i miracoli succedono e che noi possiamo sentire le testimonianze di questo culto, Padre, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Noi ti ringraziamo, Padre. Amen, Signore. Ti invito a fare un applauso al Signore. Oh, glorioso è il Signore. Glorioso, noi cantiamo glorioso, noi gridiamo Cristo ti loderà, tuo nome innalzerà, glorioso, nessuno è come te. Sempre e sempre, e tu vivrai. Tuo amor sarai, per sempre e sempre, non cambi mai. Canterò perché buono sei, canterò, Gesù è il Signore, dichiarerò, nessuno è come te. Canterò perché buono sei, canterò, Gesù è il Signore, dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso.
cantiamo glorioso. Noi gridiamo, Cristo ti loderà, tuo nome innalzerà, glorioso. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Tu regnerai per sempre e sempre, e tu vivrai. Tu sarai Per sempre e sempre, non cambi mai. canterò, canterò perché buono sei. Canterò, canterò che tu è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Canterò, canterò perché buono sei. Canterò, canterò che tu è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, Glorioso. noi gridiamo, Cristo ti loderà, Il tuo nome innalzerà, glorioso. nessuno è come te. Nessuno è come te. Alleluia. Amen. Vi siete... Abbiamo cominciato molto forte. Vi siete ricaricati? Adoriamo il Signore. Tocca nei tuoi fratelli e dici gloria a Dio perché tu sei qui. Se tu non ci fossi qui, io avrei sentito la tua mancanza. Gloria a Dio perché tu sei qui. Amen? Gloria a Dio perché sei arrivato, Davi. Amen? Cantiamo ancora il ritornello di questa canzone. Glorioso. I bambini cantano. Alleluia. Tu sei glorioso, Signore. Noi gridiamo, Cristo ti loderà, il tuo nome innalzerà, glorioso. Nessuno è come te. Noi vogliamo celebrarti, Signore. Noi vogliamo celebrare il tuo nome. Noi vogliamo celebrare la grandezza del tuo nome perché nessuno sia pari a te, nessuno è come te, Gesù. Alleluia. Alleluia. Questa canzone c'è una parte in cui abbiamo appena cantato. Canterò, canterò perché buono sei. E in questa canzone che faremo adesso, all'inizio dice rivestito nella tua gloria e la pienezza è dove Lui sta. E se c'è una cosa che ho imparato questa settimana è che io canterò indipendentemente dalla situazione in cui mi trovo. Non so se avete sentito, probabilmente sì, ma questa settimana c'è stata una grandinata terribile che ha colpito soprattutto la zona del lago dove noi abitiamo. E è stato un momento veramente di molta paura quando sono cominciate a cadere quelle palle grandi di ghiaccio, di grandine. E alla fine, quando tutto si è calmato, siamo tutti usciti fuori a vedere in che situazioni erano le macchine che si trovavano lì per strada. E la nostra macchina purtroppo è stata colpita, ha rotto il vetro dietro, il lunotto, ha scheggiato il vetro davanti e la strada intera era piena di macchine tutte distrutte, con i vetri tutti rotti.
E avrei potuto piangere, avrei potuto arrabbiarmi, dire perché Dio, perché è successo questo a noi che siamo sempre stati fedeli, ma ciò che riuscivo a fare era ringraziare. Ringraziare perché buono sei, ringraziare perché la pienezza è dove tu stai. E se io sto in te, io sono piena, io sono completa. E io ho la forza di ringraziare, io ho la forza di lodare, di adorare anche nei momenti più difficili, dove in realtà per tutti non avrei niente da ringraziare. Però io ringrazio Dio perché Lui è buono in ogni tempo, Lui è più che buono con noi. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove Lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e quel che è in me. Dichiara, si prostra in adorazione. Si prostra. Il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale. E la Chiesa dichiara: rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove Lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e quel che è in me si prostra in adorazione. Il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, 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 manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, La tua presenza manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza.
santo, 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 santo. Non smettere di dichiarare santo, 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 santo. Santo, santo. In ogni tempo noi dichiariamo santo, santo, santo. Nei momenti buoni noi dichiariamo santo. Nei momenti cattivi noi dichiariamo santo. Perché tu sei santo. Tu sei degno. Tu sei santo. Chiesa dichiara Più forte, santo.
se non la tua presenza. Alleluia. Amen. Non c'è un giorno migliore che oggi per cantare la fedeltà del Signore. Al di là di tempesta, di quello che è successo, la Gabi e John sono qua per adorare il Signore oggi. Al di là di quello che è successo questa settimana, la Chiesa del Signore è qui. La Chiesa del Signore è protetta. Al di là delle paure che abbiamo sofferto, la fedeltà di Dio rimane intatta. La fedeltà di Dio rimane intatta. E se tu non senti un amore ancora per Dio, io voglio che tu chieda al Signore: Signore, io voglio sentire l'amore, io voglio amarti, Dio, io voglio amarti. Io voglio amarti al di sopra di ogni cosa che possa guadagnare il mio cuore. Io voglio amare stare a tua presenza. Io voglio amare stare ai tuoi piedi. Padre, io voglio amare, Signore. Io voglio amare la tua bontà. Io voglio amare, Signore, quello che fai per me. Io voglio amare il modo in cui mi insegni. Io voglio amarti. Io voglio amare la tua fedeltà. Io voglio amare il sacrificio. Io non posso dimenticare l'amore che tu hai versato sulla mia vita, Signore. Padre, io ti amo. Signore, io ti amo. Dio, io ti amo, ti amo. Dio, io ti amo. Io ti amo perché tu sei fedele. Io ti amo perché la tua bontà è grande. Io ti amo perché il tuo amore è incondizionale. Io ti amo perché anche se sono Signore, peccatrici, Signore, se molte delle volte faccio delle cose che non sono gradevoli a te, Signore, il tuo amore non cambia per me, Signore. La tua fedeltà rimane intatta. Il tuo amore rimane intatto. Io ti amo, Signore. Cantiamo a Lui in questo momento. Dichiara il tuo amore per Lui. Ti amo, Dio. La tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio. Ti amo, Dio. La tua grazia, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò. Sei fedele ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo nell'oscurità, tua presenza mi consola. So che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò
tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore, ogni giorno. La tua bontà mi seguirà, Signore. Sei fedele ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei. Prima di cantare un'altra volta, io voglio raccontarvi una testimonianza. Lunedì abbiamo cominciato la preghiera qui. E c'eravamo io e Enrico, la missionária Marinei, la missionária Catinha. Nós stavamo pregando qua. A un certo punto io ho sentito molto forte di andare a pregare nel parcheggio. Io ho pregato nel parcheggio: Signore, protegge questa chiesa. Io dicevo: protegge questa chiesa, Signore. Protegge dai ladri, protegge da ogni cosa, Signore, che può toccare questa chiesa. Dopo finendo la preghiera, il Signore mi ha detto: salite in cima a Ponte Pietra e pregate per questa città. E ho detto a Enrico: saliamo a pregare per questa città. E c'erano già i tuoni, e chi sale su Cassè San Pietro sa quanto è brutto quella strada e quanto è pericolosa. E noi avevamo 2 bambini e abbiamo già paura di andare lì senza, quando c'è la pioggia. Enrico ha detto: facciamolo, però facciamo veloce e poi scendiamo. Siamo andati lì, abbiamo pregato, abbiamo dichiarato salvezza per questa città e siamo tornati. Appena siamo entrati in casa è caduto quello che è successo: pioggia. Ricevevo messaggi di persone che erano dentro macchina in quel momento, persone della nostra chiesa che stavano vivendo una paura gigantesca, perché anche la macchina mentre loro erano dentro si è rotto il vetro davanti. E quindi in quel momento lì, poi quando la tempesta è passata, abbiamo guardato la nostra macchina, non c'era successo niente. Ma quella notte io ho sognato una cosa. Io ho sognato che durante la tempesta tutti quei vetri lì, non vedete, ma fuori di questa chiesa ci sono i vetri e ci sono solo dei cerchi che non proteggono niente. Se quei vetri si rompono, tutta l'acqua sarebbe entrata. E io ho sognato così, che tutta l'acqua era entrata e era distrutto tutta la parte della regia, del suono, tutto quello che abbiamo comprato, tutto quello che c'è di più costoso in questa chiesa sono lì. E io mi sono svegliata di questo suono, di questo sogno,
con una paura gigante. Ho detto a Enrico, ho sognato che i vetri della chiesa, vero Vida? Sono tutti rotti e che hanno entrato l'acqua dentro la chiesa, era distrutto tutto, i mixer, i cose del suono, le macchinette fotografiche, era distrutto tutto. E io avevo quella ansia di venire in chiesa, ho detto devo andare in chiesa il più veloce possibile. E quando siamo arrivati qua, siamo venuti la mattina, sono arrivata qua davanti, vedete che non c'è più la casetta lì davanti, la casetta davanti era piegata a metà. Io non vedevo i vetri di lato, perché il mio sogno, i vetri di lato erano tutti distrutti. E io ho visto quella casetta tutta piegata a metà, la mia fede ha cominciato a vacillare, ho detto è successo. E quando ho sceso dalla macchina, io subito ho guardato là. E gloria a Dio, come avete visto, sono tutti intatti i vetri di questa chiesa. Io penso che anche Dio stava dicendo, io ho protetto questa chiesa. Dio stava dicendo quello che poteva succedere. In quel momento io ho sognato, io ho detto forse Dio mi sta cercando di alertarmi perché io non arrivi là e rimanga così triste con la situazione. Ma no, Dio stava dicendo io ho protetto questa chiesa. Io ho protetto questa chiesa. Io ho protetto questa chiesa. Il Signore rimane fedele. Il Signore, anche se questa settimana abbiamo decretato un digiuno, forse tu non hai fatto. Forse tu non hai tutte le tue scuse, o forse tu non sei venuto a pregare perché tu hai avuto delle scuse da dare. Ma il Signore ha protetto il luogo dove Lui ha scelto perché noi ci riunissimo qua. Questo luogo è un luogo che Dio ha scelto. E anche se noi non siamo stati fedeli, e anche se noi abbiamo messo scuse davanti a Lui, Lui è rimasto fedele con questa chiesa. Lui ha protetto questa chiesa. Lui ti protegge. Ha protetto la tua casa. Lui protegge la tua entrata, la tua uscita. La parola di Dio dice che se Dio non ti protegge, in vano rimangono i protettori, in vano ci sono i guardiani, in vano, perché Dio ha il controllo di tutto. E quindi io volevo cantare ancora una volta questa canzone dichiarando che a fedeltà di Dio su questa chiesa. Dio è fedele nella tua vita, Dio è fedele nel tuo matrimonio, Dio è fedele nella vita dei tuoi figli, Dio è fedele nella tua storia, Dio è fedele. Forse tu guardi in questo momento e sembra che sta succedendo tutto al contrario di quello che sto dicendo, ma io sono sicura che un giorno arriverai da noi e dirai io so perché tutto questo è successo, io so perché tutto questo è successo, perché io avevo bisogno di capire certe cose. Signore non manca mai, la sua fedeltà dura in eterno, così dice la parola di Dio. La sua fedeltà dura in eterno. Io volevo che tu cantassi questo momento in segnale di ringraziamento al Signore, la fedeltà del nostro Dio. Questa canzone è una canzone che tocca tanto al mio cuore. E martedì mattina io sono seduta fuori dopo aver parlato con Dio, ho guardato il cielo e ho cantato questa canzone. Signore, ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, la tua grazia non fallisce. Possiamo cantare insieme? Tu sei fedele in ogni tempo. Io so che tu avrai una testimonianza, io so che tu racconterai miracoli del Signore, perché il Signore è fedele nella tua vita, nella mia vita. Il Signore è qui, la sua fedeltà è eterna. Cantiamo. Sei fedele in ogni tempo, grazie Signore. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, tu sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Grazie Signore. Possiamo
ringraziare Dio in questo momento, facendo a Lui un applauso gioioso per tutto quello che Lui ha fatto per noi, per come Lui è buono verso di noi, verso le nostre vite. In ogni giorno, in ogni momento, Lui ci protegge, Lui ci guarda. Amen. Amen. Io vi chiedo di sedervi qualche minuto. Ok, vi darò qualche avviso di questa settimana, delle prossime settimane. Il 30 luglio, domenica 30 luglio si riuniranno, è il 30 luglio che c'è l'incontro dei giovani, il 30 luglio si riuniranno i giovani a casa di Daniel alle ore 11 là al lago, quindi tutti i giovani saranno invitati il 30 luglio a fare questo incontro dei giovani a Torri del Benaco, a casa del nostro fratello Daniel. Anche i teens hanno un incontro il 13 agosto alle ore 10 al lago di Garda, quindi tutti i teens si segnino questa data, sarà sicuramente un tempo molto molto buono per stare insieme, per fare un po' di unione, di unità, di essere uni in Cristo e di sentire una buona parola da parte dello Spirito Santo. Questa settimana voglio dare anche un annuncio che non abbiamo mai dato fino adesso. Già da qualche settimana che abbiamo cominciato questo progetto con la Chiesa, si chiama Calcio con Proposito. Ci sono qua alcuni dei nostri calciatori, sono presenti in sala. Ogni 2 settimane cerchiamo di riunirci con una certa continuità adesso per avere questo momento di sport, ma anche un momento per stare insieme. E il proposito di questo Calcio con Proposito sono 2 propositi. Il primo proposito è quello di creare un'unione tra noi uomini della Chiesa, ci sono anche i teens, ci sono giovani, ma di creare quell'unione che magari non abbiamo tempo di creare durante i giorni della settimana. L'altro proposito è quello di essere anche un calcio evangelistico. Ogni settimana viene sempre 1-2 persone che non fanno parte della Chiesa e attraverso lo sport noi cerchiamo di portare un messaggio di pace, un messaggio di buoni valori a tutte queste persone che magari ancora non conoscono il nome di Gesù. Quindi pregate per questo, chiedo alla Chiesa veramente, so che è soltanto uno sport, so che è soltanto una partita, ma chiedo alla Chiesa di pregare per questo Calcio con Proposito, che attraverso anche questa attività lo Spirito Santo possa raggiungere le persone e possa creare l'essere uni in Cristo in mezzo a noi. Abbiamo anche lunedì sera alle ore 8:30 la nostra riunione degli operai, quindi tutti i cooperatori, diaconi, presbiteri, missionari, evangelisti, pastori, sono tutti pregati lunedì, questo lunedì alle 8:30 il collegamento sarà su Zoom e faremo la nostra riunione degli operai. I soliti avvisi sono la sala di intercessione come sempre alle 7:30 qua nella sala pastorale. Questa settimana non ci sarà culti in casa, abbiamo finito la 4ª serie dei culti in casa, questa settimana non ci sarà, riprenderemo la settimana successiva, quindi vi arriveranno notizie di dove e quando sarà il nostro prossimo culto in casa. Abbiamo un ultimo avviso da dare, io chiedo se si possono spegnere le luci.
giovani, teens, che cosa sarà, cosa ci sarà da aspettarsi, lo scopriremo futuramente, ma non è questo il giorno. Io vi chiedo di alzarvi in piedi in questo momento per un momento di decime, di offerte, tu che hai portato la tua offerta alla casa del Signore. Sappiamo che non abbiamo questa usanza di dare una parola delle decime delle offerte, però è sempre bello vedere quello che il Signore fa in mezzo a noi. Questa settimana siamo venuti con alcuni fratelli, come vedete la settimana scorsa c'erano solo 2-3 pannelli sul muro, questa settimana ce ne sono più di 60 mi sembra, ce ne mancano pochi da finire. Purtroppo Fabio ha finito le ferie. Ma li finiremo molto presto e molto presto avremo il nostro tetto, io sono sicuro di questo, e dopo il tetto avremo anche il pavimento e ancora sicuramente i lavori nella nostra chiesa continueranno. Andrea ha parlato di questo sogno, no? Di questa visione che Dio gli aveva dato, delle finestre rotte. Le finestre non ci sono state, però non so se avete notato che è cambiato qualcosa fuori dalla chiesa, dalla settimana scorsa a questa settimana, no? Il gazebo che c'avevamo lì fuori non c'era più. E sapete, è curioso perché è da qualche settimana che l'Andrea stava incessantemente cercando in giro, su internet, dappertutto, un nuovo gazebo, un nuovo telo da mettere lì davanti alla porta, uno che fosse più grande, più spazioso, più bello, più accogliente, per fare una nuova entrata per la chiesa. E incredibilmente abbiamo avuto questo danno alla Chiesa, che però io non ho visto come un danno. Quando abbiamo visto il gazebo tolto da lì, pensate, questo gazebo era avvitato con i tappi da cemento dentro dei blocchi di cemento, e il vento ha fatto uscire i tappi dal cemento, qualcosa di veramente incredibile. E quando ho visto questo danno che c'è stato alla Chiesa, non l'ho visto tanto come un danno, ho visto proprio come un parlare di Dio a noi, per quello che Andrea stava cercando, per un qualcosa di nuovo da mettere lì fuori. Ho visto Dio dare una risposta affermativa a quello che già era entrato nel cuore della nostra pastora. Quindi sono sicuro che Dio non smetterà di lavorare, anche dopo il tetto, anche dopo il pavimento avremo altri lavori da fare qua in chiesa. Io sono sicuro che se sono lavori che sono da parte della volontà di Dio, saranno lavori che saranno realizzati e porteranno alla nostra chiesa molti momenti di benedizione e di gioia. Per questo vogliamo ringraziare il Signore in questo momento, portando le nostre decime, le nostre offerte, per tutto quello che Lui continua a fare per ognuno di noi. Padre, nel nome di Gesù, io ti prego in questo momento per le nostre decime, per le nostre offerte, tutto quello, Signore, che Tu hai messo nel nostro cuore oggi di portarti. Io ti chiedo, Signore, che noi possiamo darlo a Te con gioia, Signore, perché Tu ami un donatore gioioso. Io ti chiedo, Signore, che tutto ciò che entra, Signore, nella Tua chiesa, nella Tua casa questa sera possa essere usata al meglio per la Tua opera, Signore. Benedici ogni persona che è qua presente, ogni famiglia che è qua rappresentata, Signore. Metti la Tua mano sulla loro casa, donando pace, prosperità, donando amore, unione, e mettendo il Tuo Spirito e la Tua presenza costanti all'interno di questa casa. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Credo nel Dio dell'impossibile. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo, posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono, io posso
posso andare oltre l'impossibile, in te non c'è limite, io tutto posso, l'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non c'è da temere perché sei sempre con me. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, io ti prego perché la tua volontà possa essere compiuta all'interno di questa chiesa questa sera, che, Signore, tu possa fare qualcosa di nuovo nei nostri cuori. Io ti chiedo, Signore, prima di tutto di purificarmi, Signore, capacitarmi per portare oggi la tua parola, Signore. Fai lo stesso, Signore, con Gabriella, Signore, nel suo ruolo, Signore, che avrà oggi all'interno di questo momento, Signore, nel quale la tua parola verrà portata alla tua Chiesa e ai tuoi figli, Signore, affinché possa crearsi un vero cambiamento dentro ognuno di noi. Che questo non sia solamente un momento in cui noi avremo più intendimento della parola, ma che noi possiamo anche essere esortati, Signore, capacitati per fare la tua volontà su questa terra, Signore. Io ti prego per questo nel nome di Gesù, Signore, compi la tua volontà in mezzo a noi. Amen. Amen. Pace del Signore a tutti. A paz do Senhor a todos. Sì, siamo una chiesa internazionale. Somos uma igreja internacional. Abbiamo avuto traduzioni dal portoghese all'italiano. A gente teve traduções do português ao italiano. Se non mi ricordo male, una volta la Sonia aveva tradotto anche dal francese. Se eu não erro, a Sônia, C'era il pastore Claudio, non so se vi ricordate. a Sônia traduziu uma vez do francês quando tinha ainda o pastor Cláudio. Abbiamo sentito traduzioni dalla lingua dello Spirito Santo A alla gente- lingua degli uomini. A gente ouviu traduções da língua do Espírito Santo à língua dos homens, Ma mai su un pulpito si è tradotto dall'italiano al portoghese. mas a gente nunca traduziu no púlpito do italiano ao português. Ma com'è che oggi ci sono diverse persone che non capiscono molto bene l'italiano ancora? Mas como hoje tem muitas pessoas que ainda não entendem bem o italiano, Abbiamo optato per questa soluzione. optamos por essa solução. Perdonateci per qualcosa perché non siamo abituati a fare questo. Nos perdoem porque a gente não estava acostumado com isso. Ma che sia l'ultima volta, mi raccomando. Que seja a última vez. Voglio prima di tutto presentare i nostri visitanti di questa sera. Primeiramente, eu quero apresentar os nossos visitadores de hoje. Ci sono con noi Rafael e Jessica, amici di Fabrizia, qua davanti, Tem Rafael e Jéssica aqui na frente, e Lucas e Elena, Lucas e Helena, che sono la sorella e il cognato di John là dietro. a irmã e o cunhado do John ali atrás. Che cosa può dire la Chiesa? O que pode dizer a igreja? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amen. Siete molto benvenuti Vocês são muito bem-vindos. e il nostro desiderio ogni volta per i nostri visitanti E o nosso desejo cada vez para os nossos visitantes è che possiate uscire da qua con un po' dello Spirito Santo che è stato con noi questa sera. é que vocês possam sair daqui com um pouco do Espírito Santo que esteve com a gente hoje. Amen. Grazie mille. Muito obrigada. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, Eu che peço para sono vocês sicuro abbiate, abrir as Bíblias, que eu tenho certeza que vocês têm. in Vangelo di Giovanni, capitolo 20. No Evangelho de João, capítulo 20.
Ok, Vangelo di Giovanni, capitolo 20, leggerò i versetti 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 30 ao 31. Dice così: ora Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amen. Questa sera Essa noite, noi vogliamo parlare di miracoli. essa noite a gente vai falar de milagres. E voglio cominciare questa parola dando una definizione di miracolo. Eu quero começar a palavra de hoje dando uma definição de milagre. Perché teologicamente parlando, Porque teologicamente falando, la parola miracolo a palavra milagre ha due definizioni. tem duas definições. La prima definizione è quella più conosciuta, A primeira é a mais conhecida, ovvero ogni evento sovrannaturale ou seja, cada evento sobrenatural causato da Dio. causado por Deus. La seconda definizione A segunda definição è quella meno conosciuta, ma forse più usata. é a menos conhecida, mas talvez mais usada. E sarebbe il miracolo è ogni intervento divino nella vita umana. E seria: milagre é cada intervento divino na vida humana. Ogni intervento divino nella vita umana è un miracolo. Cada intervenção divina na vida do homem é um milagre. E voglio raccontarvi questa sera una breve testimonianza. Eu quero contar um pequeno testemunho hoje. È una testimonianza di un fatto che è successo a una nostra sorella. É um testemunho de uma coisa que aconteceu com uma nossa irmã, Oggi lei non è qua presente, e hoje ela não está aqui, ma le ho chiesto il permesso di raccontare questa testimonianza alla Chiesa. mas eu pedi permissão para contar à igreja. È una testimonianza della nostra sorella cooperatrice Adriana, É um testemunho da nossa irmã cooperatriz Adriana, che ha già raccontato mercoledì nel nostro culto in casa. que já contou na quarta-feira no nosso culto em casa. Bene, dovete sapere che la nostra sorella Adriana lavora in una fabbrica Vocês têm que saber que a nossa irmã Adriana trabalha numa fábrica, in un paese qua in provincia di Verona, num país aqui na província de Verona. e questa settimana lei lavorava col turno della mattina, E essa semana ela estava trabalhando no turno da manhã. ovvero cominciava alle 6 di mattina Ela começava às 6 da manhã fino all'1 di pomeriggio. até às 1 da tarde. Purtroppo, forse, Porém, talvez, lunedì mattina segunda-feira de manhã, una sua collega le ha chiesto di cambiare il turno per il giorno dopo. uma pessoa que trabalhava com ela pediu para trocar o turno com o dia seguinte. E sapete, l'Adriana ha raccontato, finché parlava di questa testimonianza, che lei non voleva assolutamente cambiare il turno, Enquanto ela estava contando o testemunho, ela falou que ela não queria absolutamente trocar o turno. perché lavorare la mattina le piace di più, così ha tutto il pomeriggio libero. Ela gosta mais de trabalhar de manhã, assim ela tem a tarde inteira livre. In più era stata una cosa molto strana, perché solitamente quando si chiede un cambio di turno si chiede a una persona che è molto prossima, a un collega alle quali si è molto amici. E foi uma coisa muito estranha, porque geralmente quando você pede uma troca de turno, você pede para um amigo ou alguém conhecido, mais próximo. Invece questa volta è stata una persona con cui Adriana non aveva nessun tipo di relazione all'interno del lavoro. E dessa vez foi uma pessoa com que a Adriana não tinha nenhum tipo de relacionamento. E lei, seppur non fosse molto felice di fare questo cambio turno, ha deciso di cambiare il turno con la sua collega e quindi lei avrebbe lavorato il pomeriggio il giorno dopo. E mesmo ela não estando muito feliz com isso, ela decidiu trocar e trabalhar o dia seguinte o turno da tarde. La cosa curiosa è che Adriana ha detto che ogni giorno, da quando lei lavora in questa fabbrica, A coisa curiosa é que a Adriana falou que cada dia que ela trabalhou nessa fábrica, lei parcheggia la macchina non all'interno della fabbrica dove c'è un parcheggio, ma la parcheggia fuori dalla fabbrica. ela não estaciona o carro no estacionamento dentro da fábrica, mas fora. Perché fuori c'è un piccolo spiazzo che è coperto dagli alberi che fanno ombra. Porque fora tem um lugar que tem árvore que faz sombra.
Come tutti sapete, come è stato anche già detto prima dalla Gabi, la notte tra lunedì e martedì è arrivata quella grandinata, quella tempesta veramente forte. Como vocês já sabem, na segunda-feira à noite chegou a chuva de granizo muito forte. E questa pioggia è arrivata proprio nel momento in cui le colleghe dell'Adriana stavano entrando dentro al lavoro per cominciare il turno. E essa chuva de granizo chegou bem no momento em que as colegas dela estavam entrando para o turno da noite. Adriana non era al lavoro perché per coincidenza proprio quel giorno aveva cambiato turno, nonostante non volesse. E ela não estava no trabalho porque bem aquele dia ela tinha trocado o turno, mesmo que ela não quisesse. Io vorrei fare vedere alcune foto di quello che è successo nell'esatto punto in cui Adriana solitamente parcheggia la sua macchina da quando lavora lì tutti i giorni. E eu queria mostrar algumas fotos do que aconteceu bem no ponto em que ela estaciona todos os dias o carro, sempre. Questo è il piccolo spiazzo fuori dal lavoro dell'Adriana. Esse é o lugar fora do trabalho da Adriana. Questi sono gli alberi che fanno ombra alle macchine. As árvores que fazem sombra aos E carros. quella che è sotto l'albero non è la macchina dell'Adriana, E debaixo das árvores não é o carro da Adriana. perché l'Adriana quel giorno non è andata a lavorare. Porque aquele dia a Adriana não foi para o trabalho. Dietro questa macchina non si vede, ma ce ne sono altre 3, ha detto l'Adriana. Tutte quante sono state completamente distrutte e sono ancora lì. E atrás desse carro tem mais 3 carros que estão todos destruídos e estão ainda ali. La pioggia è stata martedì, una di queste foto è stata scattata venerdì quando siamo andati anche io e l'Andrea lì a vedere e ancora la macchina era sotto l'albero. A chuva foi na segunda para terça e essas fotos foram tiradas na sexta e eu e a André a gente foi ver. Realmente estava assim. Quando Adriana ci ha raccontato questo episodio, lei era visibilmente emozionata, ha cominciato a piangere Quando a Adriana contou isso pra gente, ela estava muito emocionada, estava chorando. e non è stato qualcosa che va sul sovrannaturale, no? E não foi alguma coisa que foi no sobrenatural, Ma è innegabile mas é inegável. che in questo piccolo fatto Nesse pequeno fato, noi possiamo vedere l'agire divino a gente pode ver o agir divino nella vita umana. na vida humana. Quando, per rinforzare ancora questo discorso, Para reforçar ainda mais esse discurso, in Giovanni al capitolo 2 em João, no capítulo 2, noi vediamo il miracolo delle nozze di Cana. a gente vê o milagre do casamento de Canaã. In quelle nozze noi vediamo scritto Naquele casamento a gente vê que está escrito che quello è stato il primo miracolo di Gesù. que aquele foi o primeiro milagre de Jesus. Solo che noi sappiamo che quello non è stato il primo miracolo di Gesù, Só que a gente sabe que não foi o primeiro milagre de Jesus. perché prima di quel miracolo Porque antes daquele milagre, c'è stato il miracolo della pesca miracolosa. teve o milagre da pesca milagrosa. Perché il miracolo delle nozze di Cana allora è considerato il primo miracolo? Então, por que o milagre do casamento de Canaã foi considerado o primeiro milagre? Perché nel miracolo delle nozze di Cana Gesù ha fatto qualcosa in cui c'è stato il sovrannaturale di Dio. Porque nesse milagre Jesus fez alguma coisa em que teve o sobrenatural de Deus. Ha trasformato l'acqua in vino. Ele transformou a água no vinho. Mentre nel miracolo della pesca miracolosa E no milagre da pesca milagrosa, niente di sovrannaturale è successo. nada de sobrenatural aconteceu. Un banco di pesci è arrivato dove c'era la rete di Pietro. Um monte de peixe chegou na rede onde estava Pedro. E per quanto possa essere incredibilmente difficile E por quanto possa ser incrivelmente difícil che succeda, que aconteça, questa potrebbe essere considerata da qualcuno semplicemente una coincidenza, essa poderia ser considerada uma coincidência, come quello che è successo all'Adriana. como aquilo que aconteceu com a Adriana. Ma noi sappiamo Mas a gente sabe che questo è l'agire divino que esse é o agir divino nella vita di noi umani. na vida de nós seres humanos. Che cosa vuol dire? Però adesso voglio anche riprendere, mi dispiace anche prendere John, però visto che è stato già detto prima, Desculpa de pegar o John como exemplo, mas como já foi dito antes, secondo voi Dio por vocês, Deus ama l'Adriana più che John? ama a Adriana mais do que o John? Perché John, poverino, ha avuto la macchina rotta, Porque o John tá com o carro quebrado, mentre l'Adriana no. mas a Adriana não. Non penso che Dio ami l'Adriana più che John. Eu não acho que Deus ama mais a Adriana do que o John.
Quello che però noi possiamo capire all'interno di questi fatti e attraverso le scritture Mas aquilo que a gente pode ver nesses fatos e dentro das Escrituras è che i miracoli di Dio é que os milagres de Deus sono fatti con proposito. são feitos com um propósito. Ogni miracolo di Dio ha un proposito da compiere. Cada milagre de Deus tem um propósito para ser cumprido. E ci sono moltissimi propositi che i miracoli di Dio possono compiere. E há muitos propósitos que os milagres de Deus podem fazer. Ma questa sera voglio riassumerli qua in 3 propositi, Mas hoje eu quero resumir em 3 propósitos, che credo siano i più fondamentali que eu creio sejam os mais e fundamentais che probabilmente comprendono un po' tutti i propositi che i miracoli di Dio possono avere. e que compreendem todos os propósitos que os milagres de Deus podem ter. Perché è vero, i miracoli di Dio portano gioia, portano felicità alle nostre vite, portano soddisfazione. Porque a verdade é que os milagres de Deus trazem alegria, satisfação para as nossas vidas. Nell'ultimo culto in casa ha detto che per lui è incredibile quando Dio risponde a una preghiera che lui fa, no? E no último culto em casa, o Eto disse que para ele é incrível quando Deus responde uma das orações que a gente faz. E dovevate vedere con che entusiasmo l'ha detto, proprio con gioia. Ha detto, per me è incredibile quando faccio una preghiera e Dio fa un miracolo, Dio risponde a questa preghiera, no? L'ha detto proprio con gioia. E vocês tinham que ver o jeito que ele falou. Quando eu faço uma oração e Deus responde, é incrível. E ele falou com essa alegria. Perché i miracoli di Dio portano gioia alle nostre vite, no? Porque os milagres de Deus trazem alegria para as nossas I vidas. miracoli di Dio portano cura alle nostre vite. Os milagres trazem cura para as nossas I vidas. miracoli di Dio portano cambiamento alle nostre vite. Trazem mudanças para as nossas vidas. I miracoli di Dio fanno tutto questo. Os milagres de Deus fazem tudo isso. Ma la cosa forse più importante che i miracoli di Dio portano alle nostre vite, che forse racchiude un po' tutto quanto, Mas talvez a coisa mais importante que os milagres de Deus trazem para a nossa vida e que compreende tudo è speranza. é a esperança. I miracoli di Dio portano speranza nelle nostre vite. Os milagres de Deus trazem esperança para as nossas vidas. Perché speranza? Por que esperança? La parola di Dio ci racconta un episodio A palavra de Deus nos conta um fato in cui Gesù sta passeggiando per la città. em que Jesus está passeando pela cidade. Ci sono tantissime persone intorno a Gesù Tem muitas pessoas ao redor de Jesus e una donna che ha un flusso di sangue da molti anni e uma mulher que tem um fluxo de sangue há muitos anos. riesce a entrare dentro la folla di persone Ela consegue entrar dentro da multidão das pessoas e riesce a toccare il lembo della veste di Gesù. e consegue tocar um pedacinho da veste de Jesus. La Bibbia ci dice che in quel momento Gesù ha sentito della potenza uscire da lui E a Bíblia nos diz que Jesus naquele momento sentiu poder sair dele. e quella donna è stata miracolosamente curata. E aquela mulher foi milagrosamente curada. Voglio un attimo andare ad analizzare questo miracolo di Gesù, E eu quero analisar um pouco esse milagre de Jesus, perché molte volte non è compreso veramente bene all'interno del contesto biblico. porque às vezes não se compreende muito bem no contexto bíblico. Quella donna non aveva semplicemente il suo ciclo normale delle donne. Aquela mulher não estava simplesmente menstruada como as mulheres estão. Quella donna aveva un flusso di sangue da molti anni, qualcosa che era al di là di un ciclo mestruale. Aquela mulher ela tinha um fluxo de sangue que era além de uma menstruação normal. È curioso che Dio É curioso que Deus, aveva stabilito delle leggi che noi troviamo nel libro del Levitico ele tinha estabelecido leis que a gente encontra no livro de Levítico per le donne che avevano i loro corsi normali. para as mulheres que tinham as suas coisas normais. E queste leggi prevedono che quando una donna ha un ciclo mestruale, E essas leis diziam que quando uma mulher estava menstruada, semplicemente finito il ciclo mestruale la donna ritornava ad essere normale, accettata dalle persone, poteva tornare a essere toccata dalle persone, cosa che prima non poteva essere. quando terminava a menstruação, ela voltava ao normal, ela poderia ser tocada pelas pessoas como ela não podia antes. Ma quando una donna invece aveva un flusso di sangue molto più esteso di un normale ciclo mestruale, Mas quando uma mulher tinha um fluxo de sangue muito mais longo do que o normal, non bastava semplicemente che questo flusso finisse affinché la persona tornasse ad essere pura. não era suficiente que terminasse para a pessoa voltar a ser pura. La parola di Dio, la legge di Dio prevedeva che questa persona facesse un sacrificio per il peccato per tornare a essere pura. A lei de Deus dizia que ela devia fazer um sacrifício para voltar a ser pura aos olhos de Deus.
Questo significa che tutte quelle persone che avevano un flusso di sangue, un corso mestruale, ma molto più esteso di un normale corso mestruale, non erano persone pure davanti a Dio, erano persone peccatrici davanti a Dio. Isso significa que todas aquelas mulheres que tinham um fluxo menstrual mais extenso, não normal, não eram consideradas puras aos olhos de Deus. E questo secondo me è la parte più grande di questo miracolo che ha fatto Gesù. E essa é a parte maior do milagre que Jesus fez. Perché quella donna che è andata ai suoi piedi Porque aquela mulher que foi aos pés de Jesus era semplicemente una persona peccatrice. era simplesmente uma mulher pecadora. Una persona che per tornare a essere pura agli occhi di Dio avrebbe dovuto fare un sacrificio per il peccato. Uma pessoa que voltasse a ser pura aos olhos de Deus tinha que fazer um sacrifício. E Gesù l'ha curata. E Jesus a curou. Gesù non ha guardato il peccato di quella donna, Jesus não olhou para o pecado daquela mulher. Gesù l'ha curata. Jesus curou ela. Gesù ha fatto un miracolo nella sua vita. Jesus fez um milagre na vida dela. E secondo me questo è il miracolo più grande all'interno di questa cura di Gesù. E para mim esse é o milagre maior na cura de Jesus. Quanti qua oggi possono dire di essere puri, di Quantos non aqui essere peccatori? podem dizer que são puros, que não são pecadores? Nessuno. Ninguém. Ecco, sappi una cosa. Você tem que saber uma coisa. Dio può fare un miracolo anche nella tua vita. Deus pode fazer um milagre na tua vida. Dio può fare un miracolo anche nella tua vita. Deus pode fazer um milagre também na tua vida. E per questo motivo io ti dico che i miracoli portano speranza. E por esse motivo eu te digo que os milagres trazem esperança. Perché Dio non guarda il tuo peccato. Porque Deus não olha para o teu pecado. Perché anche se tu ti senti impuro, Porque mesmo que você se sinta impuro, anche se tu ti senti peccatore, peccatrice, mesmo que você se sinta pecador, pecadora, Dio guarda te Deus olha para você e vede un suo figlio, e vê um filho, qualcuno su cui fare i suoi miracoli. alguém para fazer os milagres. Dio ti ama in ogni caso. Deus te ama em qualquer caso, em qualquer situação. Io penso che quando Dio fa un miracolo nella nostra vita, Dio porti speranza alla nostra vita. Eu penso que quando Deus faz um milagre na nossa vida, Ele traz esperança para a nossa vida. Perché forse tu forse tu hai bisogno di qualcosa E talvez você está precisando de alguma coisa. e forse dici, caspita, io non sono puro davanti a Dio per ricevere questo. Talvez você diz, mas eu não sou puro diante de Deus para receber isso. Questa settimana ho fatto questo peccato. Essa semana eu fiz isso de pecado. Come potrebbe Dio dare questo a me? Como poderia Deus dar isso para mim? Come potrebbe Dio fare questo miracolo nella mia vita? Como poderia Deus fazer esse milagre na minha vida? Dio può farlo. Deus pode fazer. E quando tu ricevi questo miracolo, E quando você recebe esse milagre, io penso che questo miracolo porta speranza alla tua vita. eu penso que esse milagre traz esperança para tua vida. Perché questo miracolo non porterà soltanto la gioia del miracolo in sé, Porque esse milagre não traz só a alegria do milagre, ma questo miracolo è come sentire la voce di Dio che ti dice io ti amo, mas o milagre é como sentir a voz de Deus que diz eu te amo. io ci sono per te, Eu tô aqui para você. io mi importo con te, Eu me importo com você. io mi prendo cura di te. E eu cuido de você. Il primo proposito dei miracoli di Dio O primeiro propósito dos milagres de Deus è portare speranza nelle nostre vite. é trazer esperança para as nossas vidas. In Romani al capitolo 15, il versetto 13 dice così: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Il Dio della speranza vi riempie di gioia e di pace Que o Deus da esperança possa encher vocês de paz, attraverso la speranza, através da esperança, e la speranza arriva attraverso il potere dello Spirito Santo. e a esperança chega através do poder do Espírito Santo. La speranza arriva per mezzo della potenza dello Spirito Santo. A esperança chega através do poder do Espírito Santo. Com'è che si manifesta la potenza dello Spirito Santo? Como se manifesta o poder do Espírito Santo? Atti al capitolo 1, prima che Gesù salisse in cielo, Atos, no capítulo 1, primeiro que antes que Jesus subisse ao céu, Gesù ha fatto una promessa ai suoi apostoli Jesus fez uma promessa aos seus apóstolos. e ha detto: ma voi riceverete potenza
quando lo Spirito Santo sarà su di voi e sarete testimoni in tutta la Giudea e la Samaria fino all'estremità della terra. E ele disse: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Questa promessa si compie il capitolo dopo, in Atti al capitolo 2. Essa promessa se cumpre no capítulo seguinte, em Atos capítulo 2. Dopo la Pentecoste, dopo questo battesimo con lo Spirito Santo, come noi lo chiamiamo, E depois da Pentecoste, depois do batismo com o Espírito Santo, como a gente chama, l'Apostolo Pietro fa un discorso agli uomini che erano lì presenti o apóstolo Pedro faz um discurso aos homens que estavam ali. e ci dice che cos'è la potenza dello Spirito Santo. E ele diz pra gente o que é o poder do Espírito Santo. E dice queste parole: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri vecchi sogneranno sogni. Farò prodigi nel cielo e segni sulla terra. E diz: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Prodigi, miracoli. Milagres. Questa è la potenza dello Spirito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. E che cosa fa la potenza dello Spirito Santo? L'abbiamo detto prima. Porta speranza alle nostre vite. E o que faz o poder do Espírito Santo? Ele traz esperança para as nossas vidas. Attraverso i miracoli Dio ci porta speranza. Através dos milagres, Deus nos traz esperança. Questo è il primo proposito dei miracoli di Dio nelle nostre vite. Esse é o primeiro propósito dos milagres de Deus para as nossas vidas. Non è soltanto portare la gioia, Não é só trazer alegria, non è soltanto portare il cambiamento, não é só trazer mudança, non è soltanto portare cambiamento di carattere, cambiamento nelle nostre case. mudança de caráter, mudança dentro das nossas casas. I miracoli di Dio nella nostra vita, Os milagres de Deus nas nossas vidas sono la voce di Dio che ci dice: io mi prendo ancora cura di te. são a voz de Deus que nos diz: Eu ainda cuido de você. Io non guardo i tuoi peccati, Eu não olho para os teus io pecados, non guardo i tuoi errori. não olho para os teus Tu erros. sei mio figlio, Você é meu filho. tu sei mia figlia. Você é minha filha. Il secondo proposito dei miracoli di Dio nella nostra vita E o segundo propósito dos milagres de Deus nas nossas vidas, li vediamo anche attraverso quel versetto con cui siamo partiti all'inizio di Giovanni 20, quando Giovanni scrive che non tutti i miracoli che ha fatto Gesù sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. a gente vê ainda no começo, no texto que a gente leu de João 20, 30, que diz: Ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Gesù ha sempre fatto miracoli quando era qua sulla terra. Jesus sempre cumpriu milagres quando ele estava aqui na terra. Il ministero di Gesù O ministério de Jesus è stato segnato dai suoi segni, dai suoi miracoli. foi marcado pelos sinais e os milagres dele. Quel discorso dell'Apostolo Pietro in Atti al capitolo 2 Aquele discurso do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2 continua dicendo: Gesù il Nazareno era un uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti, segni e prodigi. continua dizendo: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. C'è un'altra versione della Bibbia in italiano, che è la Diodati, forse è più comprensibile, in cui c'è scritto che Gesù il Nazareno è un uomo di cui Dio vi ha dato prove certe attraverso i miracoli che ha fatto. Attraverso i miracoli Gesù si è fatto conoscere come il Figlio di Dio. In un'altra versione che è più completa, oh Signore. E tem outra versão da Bíblia em italiano que diz que Deus nos deu uma prova certa através de Jesus. E questi miracoli che Gesù faceva, E esses milagres que Jesus fazia, come i miracoli che fa oggi,
como os milagres que até hoje Ele faz, oltre che il proposito di portare speranza nelle nostre vite, além do propósito de trazer esperança nas nossas vidas, hanno il proposito di rafforzare la nostra fede. tem o propósito de fortalecer a nossa fé. Io credo che tutti quanti noi, quando riceviamo un miracolo da parte di Dio, E eu creio que a gente, quando recebe um milagre de Deus, indipendentemente che sia un miracolo nel senso un qualcosa di sovrannaturale che succede nelle nostre vite, independente que seja uma coisa sobrenatural que acontece nas nossas vidas, o se è un miracolo nel senso di qualcosa di cui noi distinguiamo che è Dio, che è l'agire di Dio nella nostra vita, ou se é um milagre que a gente consegue ver nitidamente que é Deus agindo nas nossas vidas, la nostra fede è rafforzata. a nossa fé é fortalecida. Ma la nostra fede non può nascere attraverso i miracoli. Mas a nossa fé não pode nascer através dos milagres. Il secondo proposito dei miracoli di Gesù è fortificare la nostra fede, O segundo propósito dos milagres de Jesus é fortalecer a nossa fé, non fare nascere la nostra fede. não fazer a nossa fé nascer. Noi vediamo all'interno della parola di Dio, A gente vê na palavra de Deus, nei Vangeli, nos evangelhos, tantissimi miracoli che Gesù ha fatto. muitos milagres que Jesus fez. E ogni miracolo che Gesù faceva c'erano persone che lo seguivano. Cada milagre que ele fazia tinha pessoas que seguiam ele. Solo se vi ricordate, però, nel miracolo della moltiplicazione dei pani, Não sei se vocês lembram, mas no milagre da multiplicação dos pães, Gesù rimprovera le persone che lo hanno seguito, Jesus ele repreende as pessoas que estavam seguindo ele, perché non lo seguivano per i miracoli, ma lo seguivano perché avevano mangiato il pane. porque não seguiam ele pelos milagres, mas porque ele tinham comido o pão. Vediamo miracoli che Gesù fa, A gente vê milagres que Jesus faz, in cui le persone, c'è scritto che credettero a Gesù, em que está escrito que as pessoas acreditaram em Jesus. ma Gesù sapeva che quelle persone, Gesù non aveva fiducia in quelle persone, Mas Jesus não tinha confiança naquelas pessoas, perché sapeva che prima o poi quelle persone si sarebbero sviate dal suo cammino, porque Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde aquelas pessoas teriam se desviado do caminho, perché i miracoli non producono fede in noi, porque os milagres não produzem fé i na gente. miracoli ravvivano la fede in noi, Os milagres reavivam a nossa fé, rafforzano la fede in noi. fortalecem a nossa fé. C'è un episodio nel Vangelo di Matteo Tem um episódio no Evangelho de Mateus in cui gli scribi e i farisei vanno da Gesù em que os escribas e os fariseus vão até Jesus e gli dicono: Maestro, dacci un segno, facci un miracolo, facci vedere qualcosa. e dizem: Mestre, nos dê um sinal, faz um milagre, faz a gente ver alguma coisa. Gesù gli risponde: voi siete una generazione perversa e adultera. Jesus responde: Vocês são uma geração perversa e adúltera. Per questo non riceverete nessun segno se non il segno del profeta Giona. Por isso vocês não receberão nenhum sinal senão o sinal do profeta Jonas. Perché come Giona è stato per 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, Porque assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, così il figlio dell'uomo sarà per 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. assim o Filho do Homem ficará por 3 dias e 3 noites no coração da terra. Avete capito bene quello che Gesù ha detto? Gesù non gli ha detto: io non vi farò vedere nessun segno. Jesus não disse que ele não iria fazer ver nenhum sinal. Anzi, tutto il contrario. Pelo contrário, Gesù ha detto: io vi farò vedere il segno più grande che posso farvi vedere. Jesus disse: Eu vou fazer vocês ver o sinal maior que eu possa La fazer. prova inconfutabile che io sono il figlio di Dio. A prova inconfutável que eu sou o Filho de Deus. Perché io darò la mia vita e dopo 3 giorni me la riprenderò. Io morirò e risusciterò. Porque eu vou dar a minha vida e depois de 3 dias eu vou pegar ela de volta, porque eu vou ressuscitar. Quindi questo era il segno più grande che Gesù potesse fare, no? Então esse é o sinal maior que Jesus poderia fazer. Ma anche attraverso questo segno Gesù sapeva che quelle persone non si sarebbero convertite. Mas mesmo com esse sinal, ele sabia que as pessoas não iriam se converter. Infatti Gesù prosegue il discorso dicendo Jesus prosseguiu o discurso dizendo che alla fine dei tempi que no final dos tempos, i niniviti, che sono quelli che erano stati convertiti dalla predicazione del profeta Giona, as pessoas que foram convertidas pela pregação do profeta Jonas, giudicheranno quegli scribi e quei farisei, eles iriam julgar os escribas e os fariseus. perché anche attraverso un miracolo non si sarebbero convertiti. Porque mesmo através de um milagre eles não iriam se converter. Il secondo proposito O segundo propósito dei miracoli che Dio fa nella nostra vita dos milagres que Deus faz na nossa vida non è far nascere la fede in noi, não é fazer a fé nascer na gente, è ravvivare la nostra fede, mas reavivar a nossa fé, è rafforzare la nostra fede. fortalecer a nossa fé. Tu che oggi sei credente e vedi un miracolo nella tua vita, Você que hoje é crente e vê um milagre na tua vida, la tua fede sarà rafforzata. a tua fé vai ser fortalecida. Se è da tanto tempo che la tua fede è spenta, Se faz muito tempo que a tua fé está apagada, forse sei allontanato dalla parola di Dio, dalla Chiesa, dal regno di Dio, talvez você está longe da palavra, do caminho do reino de Deus,
e vedi un miracolo nella tua vita, e você vê um milagre na tua vida, la tua fede sarà risvegliata. a tua fé pode ser despertada. Ma la fede di una persona che non crede Mas a fé de uma pessoa que não crê non nascerà attraverso un miracolo. não vai nascer através de um milagre. C'è scritto in Romani al capitolo 10, così la fede viene da ciò che ascoltate, e ciò che ascoltate è la parola di Dio. E também está escrito em Romanos 10:17, portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. La fede non viene dai miracoli, A fé não vem através dos la milagres. fede viene dalla parola di Dio. A fé vem da palavra de Deus. E questo è il terzo proposito dei miracoli di Gesù. E esse é o terceiro propósito da palavra, dos milagres de Deus. E voglio ritornare ancora nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, da dove abbiamo cominciato. Eu quero voltar onde a gente começou, no Evangelho de João, no capítulo 20. Giovanni ha scritto così: Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono stati scritti su questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita eterna, abbiate vita nel suo nome. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Che cosa ha fatto Giovanni scrivendo il suo Vangelo? O que João fez escrevendo o seu Evangelho? Che cosa ha fatto Giovanni scrivendo di tutti questi miracoli che Gesù ha fatto? O que João fez escrevendo de todos esses milagres que Jesus tinha feito? Ha testimoniato, Ele testemunhou, ha predicato. ele pregou. Il Vangelo di Giovanni, come ogni altro libro della Bibbia, O Evangelho de João, como qualquer outro livro da Bíblia, sono una predicazione, una testimonianza scritta di ciò che Gesù, di ciò che Dio ha fatto nel corso dei secoli. é uma pregação, um testemunho escrito do que Deus fez através dos séculos. E il terzo proposito dei miracoli è proprio questo: E o terceiro propósito dos milagres é próprio esse. che quando noi riceviamo un miracolo, Que quando a gente recebeu um milagre, per il quale noi siamo stati fortificati, ravvivati, pelo qual a gente foi fortalecido, reavivado, noi usciamo e cominciamo a testimoniare di questo miracolo. que a gente sai e testemunhe desses milagres. Perché attraverso la testimonianza, attraverso la predicazione di questo miracolo, Porque através do testemunho e da pregação desses milagres, la fede può nascere in altre persone. a fé pode nascer em outras pessoas. Perché la fede non nascerà da un miracolo che riceviamo. Porque a fé não nasce de um milagre que a gente recebe. Perché il nostro uomo razionale sempre cercherà di mettere degli ostacoli davanti al credere in questi miracoli. Porque o ser humano sempre procurará um obstáculo para botar na frente desses milagres de Deus. Ma Dio ci assicura che la fede, Mas Deus assegura que a fé, anche se non viene dai miracoli, mesmo se não vem dos milagres, viene dall'ascoltare la parola, vem do ouvir a palavra, viene dall'ascoltare le testimonianze. ouvir os testemunhos. Perché questo? Por que isso? Semplicemente perché a Dio è piaciuto così. Simplesmente porque Deus queria assim. Non c'è un motivo che noi possiamo comprendere in altro modo. Não tem um motivo para que a gente possa compreender de outro jeito. In 1 Corinzi al capitolo 1, il versetto 12. In 1 Corinzi al capitolo 1, al versetto 12 c'è scritto: poiché è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz: visto que na sabedoria de Deus foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. In che modo possiamo salvare le persone? Em que modo a gente pode salvar as pessoas? Attraverso la predicazione, Através da pregação, attraverso la testimonianza. através dos testemunhos. E per questo motivo io oggi voglio dirvi, esortarvi: E por esse motivo hoje eu quero falar para vocês andate a raccontare ciò che Dio ha fatto nelle vostre vite. que vocês contem o que Deus tem feito nas vossas vidas. Perché se il primo proposito dei miracoli di Dio sono portare speranza alle nostre vite, Porque se o primeiro propósito dos milagres de Deus é trazer esperança nas nossas vidas, speranza di un Dio che ci dice io non ti lascio solo, esperança de um Deus que nos diz: eu não te deixo sozinho, che io sono sempre con te. eu estou sempre aqui com você. E il secondo proposito di Dio è ravvivare la nostra vita di credenti. O segundo propósito é reavivar a nossa vida de crente. Il terzo proposito che Dio ha quando fa un miracolo nella nostra vita O terceiro propósito que Deus tem quando faz um milagre nas nossas vidas è che noi usiamo questo miracolo é que a gente use esse milagre per andare a parlare di Dio alle altre persone. para falar para as pessoas de E Deus. attraverso la nostra predicazione, attraverso la pazzia della predicazione, E através da nossa pregação, da loucura da pregação,
attraverso l'ascoltare la parola di Dio, através de escutar a palavra de Deus, allora sì che la fede potrà nascere nel cuore delle persone. então sim que a fé poderá nascer no coração das pessoas. C'è un versetto che è uno dei versetti secondo me più potenti all'interno della Bibbia, sulla quale ho già predicato, che si trova nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 8, che dice così: Paolo scrive a Timoteo dicendo: ricordati di Gesù Cristo, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 diz: Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. La prima volta che ho letto questo versetto, sul quale mi sono soffermato su questo versetto, E a primeira vez que eu li e fiquei ali pensando, meditando nesse versículo, sono andato a vedere se la mia traduzione della Bibbia era corretta o era sbagliata. eu fui ver se a tradução da minha Bíblia estava correta ou estava errada. Sono andato a compararla con altre versioni della Bibbia. Eu fui comparar com outras versões da Bíblia. Perché? Por quê? Perché Paolo sta scrivendo: ricordati di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo. Porque Paulo estava dizendo: se lembre de Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Ma il Vangelo non è di Paolo, Mas o evangelho não é de Paulo, il Vangelo è di Gesù. o evangelho de Jesus. Quando noi leggiamo i 4 Vangeli della Bibbia, Quando nós lemos os 4 evangelhos da Bíblia, anche se noi diciamo questo è il Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca, mesmo se a gente fala que é o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, noi nel modo corretto dovremmo dire questo è il Vangelo secondo Giovanni, è il Vangelo secondo Marco, è il Vangelo secondo Luca, no modo correto a gente deveria dizer o evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas. perché il Vangelo non è dell'uomo, il Vangelo è di Gesù, il Vangelo è di Dio. Porque o evangelho não é do homem, mas o evangelho é de Deus. Il Vangelo significa buona notizia, no? O evangelho significa boa E notícia. la buona notizia è la notizia di Gesù che è venuto al mondo per redimerci. E a boa notícia é Jesus que desceu na terra para nos redimir. E allora perché Paolo scrive il mio Vangelo? Então por que Paulo diz o meu evangelho? La mia Bibbia non era sbagliata. A minha Bíblia não estava errada. Anche nelle vostre versioni ci sarà sicuramente scritto così. Também na versão de vocês está escrito assim. Paolo scrive così perché Paolo ha vissuto il suo Vangelo. Paulo escreveu assim porque Paulo viveu o seu evangelho. Quel giorno sulla via di Damasco, quando è caduto Aquele dia na via de Damasco, quando ele caiu, e ha ricevuto quella rivelazione da parte di Dio. e ele recebeu aquela revelação da parte de Deus. E poi per 3 giorni è rimasto in digiuno in quell'albergo. Depois, por 3 dias, ficou de jejum naquele hotel. In tutti quei giorni Albergo. Paolo ha ricevuto una rivelazione da parte di Dio. E todos aqueles dias, Paulo recebeu uma revelação da parte de Deus. Paolo ha ricevuto il suo Vangelo, Paulo recebeu o seu evangelho. il Vangelo che lui ha predicato alle persone, O evangelho que ele pregou para as pessoas. il Vangelo con il quale lui ha fondato decine di chiese in tutto il Medio Oriente. O evangelho através do qual ele fundou muitas igrejas no Oriente. E come Paolo aveva il suo Vangelo, E como Paulo tinha o seu evangelho, anche tu hai il tuo Vangelo. você também tem o seu evangelho. Tu che hai già avuto un'esperienza con lo Spirito Santo, Você que também teve uma experiência com o Espírito Santo. tu che hai già vissuto un miracolo di Dio nella tua vita, Você que já viveu o milagre de Deus na tua vida. tu che hai già vissuto qualcosa di inspiegabile che Dio ha fatto per te, per la tua famiglia, Você que já viveu algo inexplicável que Deus fez por você, na tua família. questo è il tuo Vangelo. Esse é o teu evangelho. Questo è il Vangelo che Dio ti ha dato Esse é o evangelho que Deus te deu. affinché tu esca da questa porta e porti questo Vangelo ad altre persone. Para que você saia dessa igreja e traga esse evangelho para outras pessoas. Ognuno di noi ha il suo Vangelo da raccontare. Cada um de nós tem o seu evangelho para contar. In Romani al capitolo 10 c'è un versetto che è bellissimo, un versetto che era scritto in Isaia, poi in Naum Paolo l'ha ripreso dicendo: quanti sono belli i piedi di coloro che portano le buone notizie. Em Romanos, capítulo 10, versículo 11, está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Quanti sono belli i piedi di coloro che portano il Vangelo. Como são belos os pés daqueles que trazem o evangelho. Questo stesso versetto che è scritto anche in Isaia e in Naum Esse mesmo versículo que está escrito em Isaías e Naum è un po' più preciso, dice così: quanto sono belli sui monti i piedi di coloro che annunciano il Vangelo. diz: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam o evangelho. Perché sui monti? Por que nos montes? Prova a farti una passeggiata su in montagna Prova fazer um passeio na montanha oppure una passeggiata in riva al mare. ou um passeio no mar, sim, na praia. Dopo mi dici come sono i tuoi piedi alla fine della camminata in montagna e alla fine della passeggiata in riva al mare. E depois você me diz como estão os teus pés no fim do passeio na praia e depois da montanha. Alla fine della passeggiata in riva al mare saranno perfetti, come quando sei partito. No fim do passeio na praia eles vão estar perfeitos como você começou. Alla fine della camminata in montagna E no fim da caminhada na montanha saranno pieni di vesciche, di ferite, stanchi,
puzzolenti sicuramente, vai estar cheio de feridas, sujo, cansado, perché portare il Vangelo porque levar o evangelho è duro. é duro. Portare il Vangelo è una missione che non è semplice. É uma missão que não é simples. Ma Paolo dice quanto sono belli Mas Paulo diz como são belos i piedi di coloro che portano il Vangelo. os pés daqueles que levam o evangelho. Porta il tuo Vangelo. Traz o teu evangelho. Porta la testimonianza di ciò che Dio ha fatto nella tua vita. Leva o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Racconta i miracoli che Dio ha fatto nella tua vita. Conta dos milagres que Deus fez na tua vida. Forse tu puoi pensare che a nessuno interessi ciò che Dio ha fatto nella tua vita. Talvez você pode pensar que ninguém se importa com o que Deus fez na tua vida. La parola di Dio ti dice il contrario. A palavra de Deus te diz o contrário. È attraverso queste testimonianze Que através desses testemunhos che persone potranno venire a conoscere il nome di Gesù Cristo que pessoas poderão conhecer o nome de Jesus Cristo e arrendersi a Lui. e se render a Ele. Io voglio invitarti a alzarti in piedi. Eu quero te convidar a se levantar. Facciamo una preghiera. Vamos fazer uma oração. Speranza, Esperança, ravvivamento reavivamento e produrre fede nel cuore delle persone. e produzir fé no coração das pessoas. Questi sono i propositi dei miracoli di Dio nelle nostre vite. Esses são os propósitos, os milagres de Deus nas nossas vidas. Che noi possiamo ricevere tutti e tre questi propositi. Que nós possamos receber esses 3 propósitos. Che ogni miracolo che tu vedrai accadere nella tua vita, Que cada milagre que você vai ver acontecer na tua vida, indipendentemente che sia un sovrannaturale di Dio independente de que seja um sobrenatural de Deus, o quella che molti considererebbero una semplice coincidenza, ou aquilo que muitos considerariam uma simples coincidência, ma nel quale tu puoi vedere l'agire divino nella tua vita. mas através da qual você pode ver o agir divino na tua vida. Che in tutti questi miracoli tu possa vedere la speranza Que em todos esses milagres você possa ver a esperança e possa sentire la voce di un Dio e sentir a voz de um Deus che ti dice, indipendentemente dai tuoi peccati, que te diz, independentemente dos teus pecados, indipendentemente dai tuoi errori, independente dos teus erros, io ancora ti amo. eu ainda te amo. Raddrizza le tue vie, Conserta os teus caminhos, perché io sono con te. porque eu estou com você. Raddrizza le tue vie Conserta os teus caminhos e io non ti lascerò. e eu não vou te deixar. Che noi possiamo in tutti questi miracoli ricevere un ravvivamento della nostra fede. Que em todos esses milagres possamos receber um reavivamento da nossa fé. Per chi oggi è allontanato, per chi oggi è un po' freddo nella fede, Para quem hoje está longe, está frio na fé, che nei miracoli di Dio nella tua vita que nos milagres de Deus na tua vida tu possa ricevere una ricarica dello Spirito Santo, você possa se sentir recarregado pelo Espírito Santo, ma che tu non ti ferma lì, mas que você não possa parar ali, che tu prenda questo miracolo que você pegue esse milagre e che tu vada a raccontarlo a tutto il mondo e conte para o mundo inteiro come il tuo miglior Vangelo, como o teu melhor evangelho, perché attraverso la pazzia della predicazione porque é através da loucura da pregação che Gesù Cristo salva, que Jesus salva, che salvava ieri, que salvava ontem che salva oggi e salva hoje e che salverà per sempre. e salvará para sempre. Preghiamo insieme. Vamos orar junto. Padre, nel nome di Gesù io voglio ringraziarti per questo momento, Signore, che abbiamo avuto alla tua presenza, Signore, ascoltando la tua parola, ricevendo una porzione del tuo Spirito, Signore, un insegnamento che possa in qualche modo portare consolazione, speranza, ravvivamento alle nostre vite e che ci possa portare l'intendimento, Signore, di quanto sono importanti i miracoli che tu fai nelle nostre vite, che non sono soltanto qualcosa che serve a noi, ma che sono qualcosa che serve al tuo regno, Signore. Io ti chiedo, Signore, di concedere a ognuno di noi quello spirito di forza, quello spirito di potenza, quello spirito di coraggio, Signore, che ci hai promesso, affinché ognuno di noi possa avere la forza e l'audacia di aprire la sua bocca e di raccontare a tutto il mondo i prodigi che tu hai fatto nella nostra vita. Nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni persona che è qua presente, ogni persona che ha ascoltato questa parola, Signore, che tu, Signore, possa benedire ognuno di noi, Signore, e fare in modo, Signore, che i tuoi miracoli possano venire e venire con forza nelle nostre vite, venire visibili nelle nostre vite, portandoci speranza, portandoci ravvivamento e facendo sì che noi possiamo diventare testimoni e ambasciatori su Verona, sull'Italia, sul Brasile e fino all'estremità della terra. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Aleluias. Glória a Deus. Espírito Santo. E Dio querida vista e c'è, está passando
sta passando oggi qui, il Dio che guarisce il sordo, distruggi la paura in me, distruggi la paura in me. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te, sovrannaturale sei. Il Dio dell'impossibile, il mio cuore trasforma, il mio cuore trasforma. Il Dio che la morte ha vinto, vivo e sta dentro di me, vivo e sta dentro di me. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Il Dio che sa e che verrà, con potenza tornerà, e i morti risusciterà. Dio di miracoli, Dio di miracoli. Il Dio che sa e che verrà, con potenza tornerà, e i morti risusciterà, e i morti risusciterà. Dio di miracoli, Dio di miracoli. Il Dio che sa e che verrà, con potenza tornerà, i morti risusciterà. Dio di miracoli, Dio di miracoli. Il Dio che sa e che verrà, con potenza tornerà, i morti risusciterà. Dio di miracoli, Dio di miracoli. Il Dio che sa e che verrà, con potenza tornerà, i morti
dei morti susciterà, Dio di miracoli, Dio di miracoli. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, soprannaturale sei Dio. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, soprannaturale sei Dio. Jesus irá como chuva, descerá. Se pedimos, 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 Jesus virá. Então grite, então chame por Ele. Vai chover, abra as comportas. Vai chover, abre as comportas do céu e vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Quero chuva, tua chuva sobre mim, su questa chiesa, su questa città. Chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Chuva, chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Chuva, tua chuva sobre mim. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar.
derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, 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 Signore, ti prego in questo momento per ogni persona qua presente che ha bisogno, che necessita di un miracolo questa sera. Che il tuo miracolo, Signore, possa avvenire nelle vite di ogni persona, Signore, che oggi sta clamando a te, che sta invocando il tuo nome, che sta chiedendo una pioggia, Signore, nella sua vita, una pioggia di benedizioni, Signore, una pioggia fresca, Signore, che la faccia ritornare sui suoi cammini. Che, Signore, arrivi questa pioggia di cura nella vita di ognuna di queste persone. Ogni miracolo, Signore, tutto ciò, Signore, che ti stanno chiedendo questa sera, che tu possa, Signore, venire a compiere, fare vedere, Signore, che c'è speranza per ognuno di loro. Ravviva, Signore, i nostri cuori, ravviva la nostra fede, Signore, e che noi possiamo andare a testimoniare il tuo Vangelo. Signore, io ti prego anche per tutti quei nostri amici che ancora ci ricordiamo, Signore, stanno passando per un'infermità molto grave. Il nostro fratello Marcio, il nostro fratello Paolo, Signore. C'è anche una richiesta di preghiera per Andrea, Signore. Io ti prego per ognuno di loro, Signore. Fagli vedere che tu sei vicino, Signore. Fagli vedere che c'è speranza, Signore. Io ti chiedo, Signore, che delle cure miracolose possano raggiungere i loro letti di ospedale, Signore. Che delle cure miracolose possano raggiungere i posti in cui oggi sono infermi.
in cui oggi sono vicini alla morte, Signore, una morte che era già stata decretata da medici, ma ai quali tu ancora non hai dato l'ultima parola, Signore. Ti chiediamo un miracolo nelle loro vite, Signore, un miracolo che non sarà solo per loro, ma sarà per il tuo regno, Signore, perché ognuno di loro avrà una testimonianza potente da raccontare, una testimonianza, Signore, come quella di molte persone qua dentro, che, Signore, tu non stai aspettando altro che escano per il mondo a dichiarare che Gesù Cristo è il Re dei Re, che Gesù Cristo ancora salva, che Gesù Cristo ancora cura, e che molti cuori si arrendino a Lui, che molte ginocchia si piegano davanti a Lui e che molte lingue confessano Lui come il suo Signore e Salvatore. Nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, vieni a compiere miracoli, Signore, in questa chiesa. Non fare mancare, Signore, il tuo Spirito Santo tra noi. Noi siamo qua perché abbiamo bisogno di te, Dio. Alleluia, alleluia. Quanti qua hanno una testimonianza da raccontare? Quanti qua hanno un miracolo da raccontare? Quanti qua hanno un Vangelo da raccontare? Il Vangelo che Gesù Cristo ha dato ad ognuno di voi. Allora, se ce l'avete, questo è il vostro momento. Andate fino all'estremità della terra a dichiarare che Gesù Cristo è il Signore, a dichiarare che per mezzo di Lui c'è la vita eterna. Amen. Dobbiamo finire questo culto, purtroppo. Ci sono stati compleanni questa settimana da festeggiare. Vanessa. C'è qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Nessuno? Non è che vi state nascondendo? Amen. Allora, per finire questo culto, io vi chiedo di stendere le vostre mani su Vanessa per benedire la sua vita, per benedire questo nuovo anno che Dio le ha concesso. Preghiamo insieme perché Dio possa riempire lei, la sua casa, delle sue migliori benedizioni e dei suoi miracoli. Amen. Signore, nel nome di Gesù vogliamo mettere questa tua figlia Vanessa nelle tue mani, Signore, per questo nuovo anno di vita, Signore, che tu le hai dato, che tu le hai concesso. Come Chiesa, Signore, oggi ti chiediamo di benedirla, Signore, di portare pace, salute, amore all'interno della sua casa, di aiutarla in ogni situazione difficile che lei sta passando, Signore, perché tu sei un Dio di miracoli e sei in grado, Signore, di venire incontro ad ogni nostra necessità. Per questo io ti chiedo, sì, su di lei, benedici questo suo nuovo anno, nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a voi, tanti auguri a
migliori benedizioni di Dio siano anche sulla vita di Cristiano, che ha compiuto 4 anni. No. 8 anni, che Dio lo benedica questo suo nuovo anno. Amen, che Dio possa benedire tutti quanti noi, che le migliori benedizioni di Dio siano con noi questa settimana, che i Suoi miracoli siano sulle nostre vite, sulle nostre case, che portino pace, amore, che portino speranza, che portino forza e che ci muovano per conquistare questo mondo. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.